Benvenuti alla lezione di lettura e repertorio numero 7. E allora rimaniamo a pagina 42, argomento ancora le crome, il paragrafo le crome, però stavolta analizziamo il numero 5. Bene, il numero 5 non presenta difficoltà teoriche maggiori rispetto al numero 4, ma presenta difficoltà rispetto alla gestione delle esecuzioni tra le due mani, perché abbiamo figure differenti tra le due mani. Quindi qua mi raccomando una enorme attenzione, un po' anche dal punto di vista tecnico, quindi come gestire le articolazioni avendo cose differenti tra le due mani. E allora procediamo analizzando questi due righi del numero 5, sempre prima a mani separate, un rigo alla volta, e osserviamo allora ancora le note. Prima la mano destra, do, re, mi, fa, sol, fa. Ecco, fermiamoci a queste due battute. Avete controllato, vediamo se vi trovate con le note che ho appena detto. E poi vediamo anche a mano sinistra, queste due battute, a mano sinistra, sol, quello sotto il do centrale, fa, mi, re, do, fa, mi, re. E adesso osserviamo l'esecuzione a tempo, prima a mani separate e poi a mani unite. E allora, mano destra, contiamo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bene, adesso controlliamo la sinistra, contiamo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bene, adesso proviamo a mani separate, però prima senza tempo. Quindi 1, 2, quindi qua ripetiamo 1, 2, poi qua c'è questa articolazione, 3, 4, quindi ripetiamo questa battuta, 1, 2, 3, 4. Bene, poi di qua abbiamo mignolo a destra, medio a sinistra, quindi abbiamo 1, 2, 3, 4. Quindi l'importante è anche proprio le articolazioni. Quindi ripetiamo la seconda battuta, facciamo con la caduta. 1, 2. Poi qua abbiamo indice a sinistra, anulare a destra, 3, 4. E allora facciamo di nuovo a tempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bene, allora adesso completiamo il rigo, altre due battute, leggiamo le note mano destra, mi, re, do, mi, re, sol, fa, mi, re, do, re. Mano sinistra, do, mi, fa, sol, mi, do, re, fa, sol, do, fa, sol. Proviamo adesso a mettere le due mani insieme, vediamo. E quindi sempre osserviamo una combinazione alla volta. Allora cominciamo, terza battuta, qui andiamo 1, poi qua da articolare il medio a sinistra e il pollice a destra, 2, poi gli indici uguali, tutte e due le mani, 3, stavolta il mignolo a destra e il medio a sinistra, 4. Quindi ripetiamo questa battuta, 1, 2, 3, 4. Poi abbiamo la quarta battuta, tutte e due gli anulari, quindi 1. Attenzione adesso, pollice da solo a sinistra, medio a destra, 2, poi indici, 3, poi pollice a sinistra e indice a destra, 4. Mettiamo insieme le due battute dalla terza, via. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Bene, e quindi meticolosamente analizzate anche il secondo rigo, anche una battuta alla volta, mezza battuta, studiatevi bene le combinazioni, non è importante solo riuscire a contare, riuscire mentre si conta a eseguire bene anche la parte tecnica, l'aspetto tecnico non va mai trascurato. Quindi aggiungete queste porzioni e adesso vi mostro l'esecuzione del secondo rigo e poi di tutto l'esercizio completo. Vediamo. E allora partiamo dal secondo rigo, abbiamo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4. E allora tutto da capo un po' più rapidamente. 1, 2, 3 e 4. 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 E beh, insomma, con l'esecuzione di questo numero 5 abbiamo fatto davvero un bel passo avanti. Io vi ricordo che sono 5 esercizi di lettura, proprio come esercizi, e poi abbiamo tutti i brani musicali, quindi immaginate che questi 5 esercizi rappresentano anche un po' un concentrato di quello che può essere una serie di numeri e di esercizi di lettura presenti su altri libri magari più accademici. Quindi non vi avvilite se nell'arco di breve tempo non ottenete subito dei risultati. Studiate con molta calma, una battuta alla volta, anche per una settimana, poi 2 battute, poi 3. Con calma vedrete che pian piano ci si assesta e si riesce a controllare la lettura, il tempo e le articolazioni, quindi l'aspetto tecnico. Quindi con questo numero 5 davvero abbiamo fatto un grande passo avanti. Tra l'altro esercizi di lettura non ce ne sono più, adesso sono tutti esercizi applicati ai brani di repertorio che io ho consigliato studiare e come vedrete dopo, avrete già dato un'occhiata, abbiamo anche diversi tipi di scrittura, sia a 2 mani ma anche con una sola mano e gli accordi, così come possiamo osservare a pagina 43 con il brano musicale che andremo a vedere alla prossima lezione. Quindi io vi aspetto per la successiva e come sempre buono studio e buona musica. Ciao, alla prossima!